Il giorno della memoria, dal presidente Mattarella alle scuole l'impegno per non dimenticare l'orrore della Shoah. Mondo politico in fermento in vista delle prossime elezioni. Forza Italia domani a congresso a 30 anni dalla sua fondazione. Il manoscritto originale di Mastro Don Gesualdo sarà esposto nella biblioteca che sto realizzando ad Agrigento. Marcello Dell'Utri smentisce così il no di Scarpinato. Cambiamenti climatici, la situazione della Terra vista dallo spazio. Ai nostri microfoni l'astrofisico Parrinello, insignito ieri del premio reale del Rotary. Ida Carmina, il sì al decreto sicurezza energetica è uno schiaffo alla Sicilia. Il mio no al rigassificatore è netto. Grave incidente stradale a Canicattì, condanna di una maestra per maltrattamenti, bloccato, rave party a Cannatello, rapina a un negozio di tabacchi di Ribera. Mandorlo in fiore, arriva la bozza del programma, per quello definitivo bisognerà attendere il dato della dotazione finanziaria. Impegni agonistici di Acragas e Profavara. Giunga a tutti il saluto della redazione di TVA Notizie. Oggi il nostro TG si apre con le commemorazioni per l'Olocausto nel giorno dell'apertura dei cancelli di Auschwitz ad Oswiecim in Polonia da parte delle truppe dell'Armata Rossa, che così rivelavano lo sterminio degli ebrei e le atrocità presenti all'interno dei campi di concentramento, una ricorrenza che ogni anno viene sottolineata già a partire dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Nel buio più fitto, nella lunga e oscura notte dell'umanità, prendendo a prestito un'immagine di Elie Wiesel, tante piccole fiammelle hanno indicato una strada diversa dall'odio e dall'oppressione. Sono stati i giusti, secondo una terminologia cara al popolo ebraico perseguitato, persone che per motivazioni diverse hanno rischiato la propria vita e talvolta l'hanno perduta per mettere in salvo cittadini ebrei dalla furia omicida nazifascista. Un lungo elenco di nomi, quasi 800, come abbiamo ascoltato, quelli finora accertati in Italia. Una costellazione di luci e di speranza che continua a rassicurare sul destino dell'umanità. Persone tra le più disparate, donne e uomini, laici e religiosi, partigiani, appartenenti alle forze dell'ordine, funzionari dello Stato, intellettuali, contadini, accomunati dal coraggio, dalla ribellione contro la crudeltà, dal senso di umanità. C'è chi ha nascosto e protetto, chi ha falsificato documenti e liste, chi ha aiutato a espatriare. Migliaia di gesti, grandi e piccoli, di rivolta contro il conformismo e contro l'ideologia imperante. Abbiamo ricordato quest'oggi qualche nome, da Giorgio Perlasca a Gino Bartali, e gli altri che nel video e nelle letture sono stati riproposti alla nostra riconoscenza. Desidero citarne alcuni altri che hanno condiviso il tragico destino della deportazione delle persone che hanno tentato di salvare. Odoardo Focherini, amministratore del giornale cattolico Avvenire d'Italia. Torquato Fraccon, partigiano, morto a Dachau insieme al figlio. Il domenicano padre Giuseppe Girotti. Calogero Marrone, capo ufficio anagrafe del comune di Varese. Giovanni Paratucci, reggente della questura di Fiume. Andrea Schivo, agente di custodia del carcere San Vittore di Milano. E le istituzioni scolastiche, basi fondamentali per la crescita culturale delle giovani generazioni, non tralasciano mai di realizzare eventi che formino alla necessità che tutto ciò non venga dimenticato. Il Liceo Classico Empedocle. Giornata della memoria, oggi il Liceo Classico Empedocle ha voluto ricordarla con una manifestazione qui presso l'Aula Magna e con l'ausilio di alcuni relatori qualificati.
Sì, assolutamente. Oggi è il 27 gennaio e come tutti gli anni ricordiamo questa apertura dei cancelli di Auschwitz e quindi la liberazione per quelli che furono i sopravvissuti della Shoah. È un evento veramente memorabile che costituisce anche un unicum nella nostra storia ed è giusto che i nostri ragazzi ne facciano memoria. Oggi tra l'altro ci avvaliamo della collaborazione dell'insegnante Manganella che porterà appunto come presidente dell'Istituto di Storia e Ricerca su Calogero Marrone, porterà appunto la presentazione della figura di Calogero Marrone che è favarese ma che poi appunto emigrò a Varese e lì grazie al suo impiego appunto nell'ufficio anagrafe poté aiutare tantissimi ebrei falsificando i loro documenti. Tra l'altro abbiamo anche l'onore di avere molte autorità oggi qua presenti che ci daranno la loro testimonianza, quindi è veramente un momento importante perché riflettere sul nostro passato non può che farci bene, non può che gettare delle radici ancora più profonde perché il nostro albero, l'albero della nostra storia, perché ora la storia in fondo siamo noi, citando un po' qualche cantautore, ecco perché questa storia possa essere anche migliore, quindi è un'attività che assolutamente porta tanta riflessione e certamente costituisce per noi un punto di orgoglio. Rosario Manganella oggi qui al Liceo Classico nella giornata della memoria per non dimenticare, con la sua testimonianza. Noi siamo qui oggi per ricordare questa data che è una data ormai internazionale molto importante perché ci riporta un po' alla memoria quello che è stato il nazismo e il fascismo e soprattutto per ricordare gli uomini e le donne che si sono battuti per liberare l'Italia dal nazifascismo. È un fatto estremamente importante in un sistema nel quale il regime totalitario nazifascista aveva soltanto fatto del male e dei danni incalcolabili. Tra questi l'assassinio di 6 milioni di ebrei semplicemente perché erano ebrei, non perché avessero fatto qualcosa. In questo contesto ricordiamo stamattina Calogero Marrone, cittadino di Favara che però ha operato a Varese dove era titolare dell'ufficio rilascio carte di identità. Calogero Marrone di fronte a quello che stava succedendo nella città di Varese fece delle carte di identità falsificate, quindi cambiando nome e cognome alle persone interessate, ebrei e antifascisti, salvandole così da sicura morte. E sono state centinaia e centinaia le persone che hanno potuto essere salvate da Calogero Marrone. Proprio ieri di Marrone ne ha parlato il Presidente della Repubblica nella giornata della memoria su cui è intervenuto proprio lo stesso Presidente della Repubblica, anche perché Calogero Marrone ha ricevuto proprio dalle Presidente della Repubblica la massima onorificenza con una medaglia d'oro al merito civile. Se posso aggiungere un fatto del tutto personale, quella richiesta era partita da me nel 2015 mentre ero sindaco della città di Favara. Sono passati 7 anni da allora per ricevere questo riconoscimento, però è arrivato e mi ha fatto piacere ieri sentire le parole del Presidente della Repubblica facendomi dichiarare ancora più orgoglioso di essere favarese e di lavorare per far conoscere ai ragazzi, alle nuove generazioni, la figura e la storia di Calogero Marrone. Don Luca, anche lei ha voluto dare la sua testimonianza, oggi giorno 27 il ricordo di quello che è successo. Sì, come direttore dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso rappresento la diocesi a questa manifestazione. È un'occasione per far riflettere i ragazzi e i docenti anche sulla necessità continua del dialogo. Il dialogo interreligioso nasce anche dalla memoria della storia di ognuno di noi e nei confronti del popolo ebraico, verso cui la Chiesa Cattolica celebra il 17 gennaio la giornata di dialogo cristiano-ebraico, è un momento di riflessione ulteriore. In questi giorni i socials ci hanno sollecitato a riflettere e credo che alla luce di alcuni episodi incresciosi e sgradevoli accaduti di recente in Italia questa riflessione sulla Shoah diventa veramente improcrastinabile.
E anche il Liceo Leonardo ha voluto ricordare quanto accaduto, lo vediamo in quest'altro servizio. E per la giornata della memoria abbiamo qui come ospite di cui siamo onoratissimi Guido Lorenzetti, vicepresidente dell'ANED di Milano, nonché figlio di Andrea Lorenzetti, è un grande antifascista, un militante del Partito Socialista milanese che fu deportato in un campo di concentramento e che dopo 10 giorni essere uscito morì in un ospedale. Ma per l'occasione Guido Lorenzetti parlerà e farà conoscere ai nostri alunni le figure di 12 deportati siciliani nei lager nazisti, di cui 3 della provincia di Agrigento: Calogero Sparacino di Ribera, Calogero Marrone, che è stato tra l'altro che si trova tra l'altro nello Yad Vashem, un cip e un albero lo ricordano come giusto fra le nazioni, e Antonio Galiano. Sono 12 figure, come dicevo, 12 figure che testimoni di libertà, siciliani testimoni di libertà, come tra l'altro il titolo che ha dato il nostro Guido al suo lavoro. Guido Lorenzetti, sono il vicepresidente della sezione di Milano dell'associazione Ex Deportati. Oggi qui ad Agrigento per raccontare, la sua testimonianza, la testimonianza di suo padre. Non solo quello, oggi qui ad Agrigento perché è il 79esimo anniversario del giorno della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, il giorno della memoria, il giorno in cui dobbiamo ricordare tante cose, tra cui la prigionia degli ebrei, degli zingari, dei deportati militari, dei oppositori politici nei lager nazisti. Quanto è importante la memoria? È talmente importante che vediamo oggi che cosa succede visto che siamo senza memoria in questo paese e vediamo tanti ragazzi che chissà perché si vestono con le divise fasciste e alzano le braccia nel saluto romano. Questo significa che non c'è stata una memoria di quello che è successo nella seconda guerra mondiale. Antonina Barillo, figlia di un ex combattente della seconda guerra mondiale, deportato in Germania e internato in un campo di concentramento tedesco. Oggi qui per dare la sua testimonianza. Qual è la sua testimonianza? Cosa dirà ai ragazzi? Dirò di come mio padre si è trovato in queste vicende, di tutto quello che ha vissuto, delle privazioni, dei patimenti che ha dovuto subire sia durante il campo di concentramento sia anche nel ritorno, perché è stata un'odissea anche ritornare dai campi di concentramento verso l'Italia. Ecco, lei cosa ricorda di quei momenti? Racconto naturalmente di mio padre, niente sì, certo. Questo, io non ho vissuto per fortuna queste cose. Mio padre quando poi è tornato si è sposato e poi naturalmente ogni tanto ricordava queste vicende tragiche che aveva vissuto. Non parlava mai proprio di quello che ha vissuto all'interno del campo di concentramento, perché voleva sempre passare oltre, però ricordava i tempi per esempio di quando era stato militare, dei suoi commilitoni, di tutte queste cose amava parlare molto, molto di più. E domani con inizio alle ore 10 all'Hotel Dioscuri Bay Palace, congresso provinciale di Forza Italia che festeggia i 30 anni della fondazione del partito, e per gli azzurri sarà un momento di progetto e riorganizzazione in vista delle consultazioni elettorali. Parliamo della biblioteca dell'Utriana, della quale si è tanto parlato in questi ultimi giorni, perché l'assessore Scarpinato dice non si fa, ma Marcello Dell'Utri smentisce e fa capire che non è così. Dovrebbe essere realizzata, come tutti sappiamo, nella Valle dei Templi con un atto di mecenatismo dell'ex braccio destro di Silvio Berlusconi. Al momento in cui venne fuori la notizia ci fu una levata di scudi da parte di oppositori all'idea, politici e facenti capo ad associazioni culturali. Poi l'assessore Scarpinato nei giorni scorsi con un netto no, ma Dell'Utri rilascia una dichiarazione significativa dell'esatto contrario, con la quale dice:
Con risorse del legato del Cavaliere ho comprato il manoscritto originale del mastro Don Gesualdo di Verga. Sarà esposto nella biblioteca siciliana che sto costruendo ad Agrigento. I cambiamenti climatici del nostro pianeta visti dallo spazio. Si è tenuto un interessante incontro con l'astrofisico Tommaso Parinello, dirigente dell'Agenzia Aerospaziale dell'ESA, che ha anche ricevuto ieri sera il premio Vincenzo Reale del Rotary. Lo ha fatto anche con una Lectio Magistralis con la quale ha intrattenuto una sala gremita presso lo Spazio Temenos, un evento che è stato, dicevamo poco fa, che è stato voluto dalla Rotary e dal suo presidente Giuseppe Lamendo. Ascoltiamoli in questa intervista. Presidente, il professore Parinello ha trascorso l'intera giornata ad Agrigento, stamane ha parlato con i giovani, stasera ha ricevuto un premio dal Rotary, ha parlato con l'assemblea di un problema che è quello legato ai cambiamenti climatici. Ecco, voi intanto avete voluto privilegiare questo argomento, come mai questa scelta? Questa scelta perché è un argomento di attualità, e poi appunto abbiamo voluto approfittare del professore dottore Parinello, perché è un figlio del territorio, quindi era giusto che fosse una personalità della nostra terra che venisse così, con questa semplicità di modo, con questa chiarezza di linguaggio, a rappresentarci queste problematiche, a metterci anche in allerta, perché ci ha lasciato intendere tanto stamattina che stasera che anche noi nel nostro piccolo possiamo contribuire non a risolvere definitivamente il problema, ma appunto nel nostro piccolo potremmo anche contribuire a risolverlo. Sì. Ogni anno il nostro club rilascia questo premio alla professionalità a colui che è riuscito ad emergere sempre in ambito territoriale nella sua professione. Quest'anno il premio appunto è stato riconosciuto a Tommaso Parinello perché pur essendo nato in Inghilterra, ha studiato lì nel Regno Unito, però la sua famiglia ha origini prettamente agrigentine, il papà è di Grotte, lui ha fatto le scuole medie a Grotte e le scuole superiori qua ad Agrigento, quindi aveva tutte le qualità, le caratteristiche perché il premio gli venisse riconosciuto quest'anno. È stato per davvero un onore, a parte la mia amicizia con Tommaso, riconoscere il premio a un agrigentino illustre, il cui prestigio in campo professionale è riconosciuto da tanti scienziati e non, e soprattutto dal mondo scientifico, dei divulgatori. Professore Parinello, dallo spazio ha una visione certamente privilegiata di ghiacciai che si sciolgono, cambiamenti climatici, l'uomo che comunque ha distrutto con la sua azione antropica gran parte del mondo. Io le chiedo, è un processo reversibile o irreversibile questo? Credo che siamo arrivati in un punto in cui la reversibilità è un po' difficile, anche se oggi noi spegnessimo tutto ciò che produce CO2 ci vorrebbero 180 anni per ritornare a ciò che era prima dell'era industriale. Purtroppo l'economia del mondo, dicevo poco fa a tutti, sono orientate su una energia che viene da 150 anni fa, quindi che utilizza gli idrocarburi. Dobbiamo cercare in primo tempo, secondo me, di mitigare, quindi arrivare alla fine del secolo non a 2 gradi, purtroppo ci arriveremo, e la seconda cosa importante è riuscire a capire quali sono, cosa possiamo fare. Dicevo, oggi ne abbiamo parlato, uno è molto semplice, piantare alberi,
l'altro è cercare di accelerare la tecnologia della fusione nucleare, perché in quel modo lì non produrremo più energia con i fossili, che sono alla base dell'economia mondiale. Quindi reversibilità no, però dobbiamo avere quella capacità, quel genio e anche quella consapevolezza che bisogna cambiare prima che arriviamo troppo tardi. Professore, l'uomo comunque ha fallito in questo percorso, è inutile girarci intorno. Io le chiedo, può dove l'uomo ha fallito l'intelligenza artificiale, che ancora non sappiamo bene quali frontiere abbia, in questo campo dare una mano? Non credo, anzi l'intelligenza artificiale utilizzerà così tanta energia che probabilmente nei prossimi decenni peggiorerà la situazione. Quindi noi sappiamo cosa fare, il problema è come farlo e convince anche la governance mondiale. Le soluzioni conosciamo, sappiamo benissimo dove dobbiamo andare, come riuscire. Dicevo anche oggi, questa sera, l'Europa è anche leadership in quello. Il problema è che sono coinvolti l'economia mondiale, coinvolti i soldi e quindi investire e non è facile, soprattutto per quelle nazioni emergenti oggi che hanno una grossissima richiesta di energia e le soluzioni oggi tecnologiche non ci sono. Il Comitato Civico Aeroporto di Agrigento ha incontrato il viceprefetto vicario Massimo Signorelli, a cui ha esposto lo stato dell'arte dell'iter per la realizzazione dello scalo aeroportuale ad Agrigento. Signorelli ha assicurato che riferirà al prefetto di quanto discusso. Soddisfatti i rappresentanti del comitato, che hanno espresso gratitudine per l'opportunità che è stata loro concessa. E c'è una netta presa di posizione dell'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle, che, così come avete sentito dai titoli, dice che il sì al decreto sicurezza energetica è un altro schiaffo alla Sicilia e dichiara la sua netta contrarietà al rigassificatore. Vediamo. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il mio intanto invito a un ripensamento il Governo chiedendo l'accantonamento di questo ordine del giorno. Quindi no. Scusi, sottosegretaria? No? Prego. Vuole fare una dichiarazione di voto, onorevole Carmina? Il Governo ha detto di no all'accantonamento. Deve premere? Prego. Posso? Certo. Lo immaginavo. Questo ordine del giorno, cari colleghi, chiedeva che il Governo si impegnasse ad adottare tutte quelle iniziative volte a garantire la sicurezza sostanzialmente delle persone, a evitare i pericoli per l'incolumità pubblica e quindi a fare ulteriori approfondimenti rispetto alla realizzazione di due rigassificatori onshore dichiarati ex legge strategici, indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, per imprimere un'accelerazione alla realizzazione di questi impianti. Come sapete tutti, i rigassificatori sono impianti a rischio di incidente rilevante, perché si procede alla rigassificazione di metano, che è un liquido infiammabile a grande rischio di scoppi ed esplosioni. Questo tralasciando l'impatto sull'ambiente e sugli ecosistemi che possono avere impianti di questo tipo. Questo vale sempre per tutti i rigassificatori, non c'è una comunità, dicasi una in Italia, che abbia accolto benevolmente la realizzazione di un rigassificatore. Conosciamo tutti le rimostranze, addirittura il ricorso al TAR intentato dal sindaco di Piombino di Fratelli d'Italia. Perché questo? Perché sono pericolosi. Sono pericolosi, fortemente impattanti per il paesaggio e via enumerando. Ma ancor più pericolosi, il doppio di pericolo viene costituito dal caso dei rigassificatori onshore. Perché? Perché intanto si tratta di una tecnologia superata, ma oltre alla nave gassiera grande quanto 3
campi di calcio come quella che si trova a Piombino, che però è distante dalla costa e dal centro abitato, oltre le navi cisterna, nel caso dei rigassificatori onshore ci sono anche gli impianti di stoccaggio. E in questo caso, infatti, gli impianti esistenti onshore sono collocati in grandissimi porti, in modo da essere più lontani possibile dalle case e dalla gente, in luoghi di bassa densità abitativa, e sono tutti concordi in questo senso, perché si può realizzare il famoso effetto domino, peraltro. In particolare questo caso è quello del rigassificatore di Porto Empedocle. Trattasi di un progetto di 20 anni fa che ha ricevuto la VIA nel 2008, pensate, 15 anni fa, e le circostanze naturalistiche, storiche di vari tipi possono essere cambiati. Non so se una VIA può durare 15 anni. Con un procedimento concluso nel 2009, un iter che ha destato dubbi e perplessità, bloccato fra l'altro anche dalla direzione distrettuale antimafia, anche per i pareri opposti dei diversi sovrintendenti sulla situazione. Ma dal 2009 a oggi le cose sono cambiate, sia per le circostanze di diritto, sia che per le circostanze di fatto che per quelle geopolitiche. Ma questa accelerazione è davvero utile al rifornimento energetico e alla diminuzione del prezzo del gas, che è la dichiarata ratio del provvedimento? Assolutamente no. Allora perché questa protervia? Il gas della Russia l'abbiamo sostituito, gli stoccaggi sono pieni, la richiesta è diminuita, il prezzo è calato. Ma allora perché? Perché questa velocizzazione? Non interessa al governo la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico legato a pesca e turismo, non interessa la tutela della Valle dei Templi, il sito più visitato in Sicilia. È come se si mettesse un rigassificatore a Venezia, sotto il Canal Grande. Lo voleste voi? No! Colleghi, tutto calma. Questo puzza! Questa velocizzazione puzza, Colleghi. e non di gas! Collega, puzza di concluda. quel compromesso morale, di corruzione, e non invece siamo per il fresco profumo di libertà a cui si riferisce Collega, deve Paolo concludere. Borsellino, Deve e concludere. lotteremo Collega fino alla Carmina fine deve contro concludere, questo grazie, governo grazie, arrogante e grazie, discriminatorio. grazie. E intanto i commercianti di Aragona sono sul piede di guerra con AICA perché hanno ricevuto una bolletta esosa con un pagamento presunto relativo ai primi 10 mesi del 2022. Molti utenti stanno facendo ricorso alle vie legali per capire la legittimità della richiesta, ma AICA sembrerebbe non tornare indietro, affermando che questi conteggi sono derivanti dalle tariffe ereditate dal Comune di Aragona. L'avvocato di parte non è d'accordo perché sostiene che AICA dovrebbe, secondo quanto obbligata dalla carta servizi e dal regolamento comunale, fornire l'acqua H24, ma considerati i turni di distribuzione che non fanno fede a quanto stabilito dal contratto, le bollette sarebbero illegittime. Vedremo come andrà a finire. L'assessore comunale di Favara, Antonio Liotta, ai nostri microfoni parla della situazione politica della cittadina, delle problematiche legate all'acqua e ai rifiuti. Siamo con il vice sindaco Antonio Liotta di Favara, qui presso il Palazzo della Prefettura, dove è finito ora un incontro con il prefetto Sua Eccellenza Romano, ecco, per fare il punto un po' della situazione e di tante iniziative anche che in atto saranno sviluppate a Favara. Stamattina qui in prefettura con il signor prefetto abbiamo parlato di problemi culturali e senza dubbio un momento importante del supporto che sul piano della cultura Sua Eccellenza il prefetto darà al nostro comune e non solo al nostro comune. Per ciò che riguarda i rapporti anche con
il Consiglio Comunale spesso insomma ci sono delle difficoltà, insomma. Ma sì, difficoltà che spesso o sono prese di posizione, diciamo di opposizione per opposizione, ma c'è una buona parte del Consiglio che ha cambiato il modo di fare opposizione e noi ci troviamo con interi gruppi consiliari di opposizione ma che votano, approvano i documenti in un interesse più generale del Paese. A volte i contrasti sono così, di tipo dialettico, per fare anche un po' di propaganda, forse anche necessaria, perché alla fine stimola e porta poi a realizzare le cose. Quindi Su acqua e rifiuti, noi lo viviamo quasi come uno stimolo utile a far sì che anche noi possiamo andare avanti. Acqua e rifiuti, due nodi che a Favara non si riescono in qualche modo a dipanare. Ma non solo a Favara, perché la questione dell'acqua purtroppo non dipende da noi. Noi abbiamo spinto per la realizzazione di una seconda condotta che è stata proprio programmata e finanziata dall'AICA, perché in pratica con la vecchia linea è un colabrodo e continuamente va in tilt, e quindi speriamo che possa essere realizzata prestissimo questa condotta, poter dare l'acqua correttamente come si fa in un paese civile. C'è da pensare e ci stiamo ragionando, ma lì i finanziamenti dovranno essere corposi, che la rete idrica interna, perché anche quella purtroppo è fatiscente. Abbiamo una rete che non dura da tanti anni e si capisce che insomma non va bene così. Questo è un impegno grosso. Per quanto riguarda i rifiuti, bene, lì si migliora giorno per giorno e stiamo veramente ottenendo dei grossi risultati. Non è un caso che abbiamo avuto anche il premio Plastic Free che verrà ritirato a marzo a Milano, andrà il sindaco con una delegazione proprio perché abbiamo raggiunto livelli di differenziata importante. Quindi sono cose che stanno migliorando, su cui si lavora, e naturalmente l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere è di far capire, e ci impegniamo al massimo, che i rifiuti sono una ricchezza e vanno trattati anche come tali, e i cittadini cominciano a capire questo messaggio e inizia, o meglio si conferma, una forte collaborazione, anche con aumento notevole delle riscossioni che, in rapporto a come erano qualche anno fa, si sono più che raddoppiate gli incassi, e quindi questo significa che i cittadini cominciano a capire quanto sia importante avere un servizio efficiente. Breve break da consentire la pubblicità, torniamo tra poco. La regione siciliana doveva spalmare il disavanzo in 3 anni e non in 10 come ha fatto. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il relativo decreto, accogliendo il ricorso presentato dalla sezione riunite della Corte dei Conti, che aveva sollevato la questione nell'ambito della parifica dei rendiconti per il 2020 e 2021, il cui giudizio era stato sospeso alla luce dell'incostituzionalità del decreto legislativo. La Consulta ha dichiarato illegittime anche le conseguenti norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana. Cosa Nostra continua ad essere l'organizzazione mafiosa di principale riferimento, e abbandonate le strategie criminali che vedevano il frequente ricorso ad atti intimidatori e di violenza volti ad affermare il loro controllo del territorio, oggi tende ad infiltrarsi in maniera subdola e silente nel tessuto economico-sociale. Così il presidente reggente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Giuseppe Melisenda Giambertoni, nella sua relazione per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Le priorità della direzione distrettuale antimafia, ha detto, a proposito delle stragi,
sono da individuare nelle indagini molto complesse e assai delicate, purtroppo ancora necessarie nonostante il tempo trascorso sulle stragi del 92. Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 122 nei pressi del ristorante La Noce. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia si sono scontrate una Fiat Punto con a bordo 2 donne di Camastra e una Renault Megane guidata da un uomo di Canicattì. Nell'impatto violentissimo è rimasto gravemente ferito il conducente della Megane che con l'elicottero del 118 è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni di salute sono abbastanza gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo della vettura ridotta ad un ammasso di lamiere. Quando è stato tirato fuori era comunque cosciente. Sulla statale 122 anche i carabinieri, traffico paralizzato lungo la strada con lunghe colonne di auto bloccate. Condannata a 5 anni di reclusione interdetta dai pubblici uffici per avere maltrattato alcuni bambini della scuola dell'infanzia Beato Pino Puglisi di Villafrati. È il verdetto emesso dal Tribunale di Termini Imerese verso una maestra di 49 anni originaria di Santo Stefano di Quisquina, Maria Pia Traina. La donna è stata riconosciuta parzialmente incapace di intendere e volere, cosa che le ha un po' ridotto l'entità della pena. La vicenda è nata dalla denuncia della mamma di uno dei 5 bambini tra i 3 e i 5 anni che sarebbero stati offesi e maltrattati dalla donna. I fatti sono accaduti nel 2021 e furono accertati poi dai carabinieri che nella scuola piazzarono videocamere e microfoni. E una cinquantina di giovani dai 18 ai 35 anni sono stati bloccati ed identificati e i 2 presunti organizzatori sono stati sentiti dalle forze dell'ordine intervenute per bloccare l'evento al quale avrebbero dovuto partecipare centinaia di persone. Un rave party, una festa abusiva che era stata organizzata in zona Cannatello di Agrigento senza le necessarie autorizzazioni, che si apprende doveva durare addirittura H24 fino a lunedì. A Sciacca una cittadina si è vista respingere dal comune la richiesta di condono edilizio per un'abitazione realizzata nel 1982 entro i 150 metri dalla battigia. L'istanza, come detto, è stata rigettata dal comune che ne ha decretato l'insanabilità. Ritenendo illegittimo il provvedimento, la donna si è rivolta all'avvocato Rubino, che ha ottenuto intanto che la questione sulla concreta applicazione del vincolo dei 150 metri sarà prossimamente portata all'esame della consulta. E adesso la rapina di Ribera monta a 1.500 euro il bottino di una rapina perpetrata ai danni di un negozio di tabacchi in via Parlapiano di Ribera. 2 malviventi sotto la minaccia di un coltello e dopo una breve colluttazione con il proprietario hanno ripulito la cassa e sono fuggiti a bordo di un'auto dove 2 complici stavano aspettando. Le indagini sono in corso. E un altro incidente stradale, questa volta stanotte, poco dopo la mezzanotte, sulla Palermo-Agrigento, vicino allo svincolo di Missilmeri, 3 donne a bordo di un autoveicolo sono uscite di strada e sono cadute giù da un viadotto alto 8 metri circa. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalle lamiere una delle donne, le altre erano riuscite ad uscire dall'abitacolo.
Parliamo adesso di mandorlo in fiore o sagra del mandorlo, come dir si voglia. C'è attesa per il programma definitivo. Intanto ieri è stata diramata una bozza che ricalca in vero quanto realizzato in passato. Prossimamente, dicono gli organizzatori, e comunque non appena ci sarà certezza sui fondi che alla manifestazione saranno destinati, si avrà anche quello definitivo. Intanto ascoltiamo le notizie che sull'evento ci sono al momento pervenute. Un'anteprima del programma è stato diffuso dall'amministrazione comunale di Agrigento sulla festa del mandorlo in fiore, sagra della primavera, giunta alla sua 76esima edizione, del 66esimo Festival internazionale del folklore e del 21esimo Festival dei bambini del mondo. Il programma sarà definitivo non appena si definirà il budget, questo citato nel comunicato stampa a firma del sindaco Miccichè. La data di svolgimento sarà dal 9 al 17 marzo 2024. Tanti gruppi folk stranieri che prenderanno parte al Festival internazionale del folklore. Confermato il ritorno del Festival internazionale dei bambini del mondo alla sua 21esima edizione. Si inizia domenica 10 marzo alle 10 con l'apertura ufficiale del folklore internazionale Icona, grande sfilata dei gruppi ad esibizione a mezzogiorno in piazza Camur. Gli stessi gruppi si esibiranno in serata al Teatro Pirandello. Da lunedì 11 marzo a sabato 16 in programma sfilate, spettacoli mattutine e pomeridiani lungo il centro di Agrigento dei gruppi che partecipano al festival. Al Palacongressi invece dall'11 al 14 marzo si svolgeranno gli spettacoli per le scuole. Martedì 12 marzo è uno degli appuntamenti clou della Kermesse. I gruppi alle 16:30 si riuniranno davanti alla chiesa di San Nicola, da dove con una fiaccolata lungo l'itinerario del decumano raggiungeranno il Tempio della Concordia per la tradizionale accensione del tripode dell'amicizia. Venerdì 15 marzo, al fine di consentire agli operatori turistici la vendita del pacchetto weekend ad Agrigento, abbiamo mantenuto alle 17 la fiaccolata dell'amicizia, confermata dunque il venerdì per permettere appunto a chi deciderà di assistere alla manifestazione di rimanere in città per un fine settimana. In serata alle 20:30 al Palacongressi il primo spettacolo del 66esimo Festival internazionale del folklore. Sabato 16 marzo alle ore 16 e alle ore 20:30 al Palacongressi secondo e terzo spettacolo del Festival del Folklore, mentre domenica 17 marzo alle ore 10 inizierà la giornata conclusiva con la tradizionale sfilata dei gruppi internazionali dei bambini del mondo da piazza Vittorio Emanuele al Viale della Vittoria. Ci saranno le bande musicali, i carretti siciliani e i cortei storici. Alle ore 14 lo spettacolo finale ai piedi del Tempio della Concordia con la proclamazione del gruppo vincitore e la cerimonia di premiazione. Lunedì 18 a Naro, dove nacque in origine la sagra, alle 10 sarà prevista una parata di gruppi folk. Tumori cerebrali è essenziale la diagnosi precoce. L'Onceo di Agrigento sancisce una collaborazione con l'Onceo di Enna e di Caltanissetta, dove peraltro ha sede l'unica neurochirurgia della Sicilia centrale. Oggi ospitiamo i colleghi dell'unità complessa di neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, con il suo primario, il dottore Basile, con Alessandro Cinquemani, collega nostro iscritto nel nostro ordine, i quali ci hanno un poco sollecitato a parlare di un argomento importante, quali sono i tumori cerebrali. E noi siamo ben felici di ospitare e parlare di questi argomenti, perché l'aggiornamento è la cosa forse più importante assieme alla passione che ci porta come medici ad andare avanti. E per noi che dobbiamo assicurare, a noi che sta a cuore la salute dei cittadini, è importante l'aggiornamento. E oltre tutti i medici, ma forse in particolare i medici di medicina generale, che sono la prima frontiera, perché con l'aggiornamento si è
coscienti di tutti i sintomi, anche i più disparati, che possono essere importanti per arrivare a una diagnosi. E arrivare alla diagnosi precocemente è molto molto importante. Quindi abbiamo avuto anche il piacere di ospitare pure il presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, perché per sancire un rapporto di collaborazione che c'è tra tutti gli ordini della Sicilia, ma in particolare poi di questa macro area centrale Agrigento, Caltanissetta, Enna. Un rapporto di collaborazione per poter andare avanti e dare la migliore risposta ai nostri pazienti. Oggi è un giorno abbastanza importante per l'Ordine dei Medici di Caltanissetta, perché per la prima volta si riesce a organizzare un evento formativo inerente alla neurochirurgia. Questo sicuramente grazie al nostro presidente Sando Pitruzzella. I tumori cerebrali sono una patologia purtroppo poco considerata e poco conosciuta dai cittadini, perché contrariamente ad altri tipi di tumori, quali quelli dell'apparato gastroenterico o quello polmonare. Però sono delle neoplasie che incidono in maniera significativa sullo stato di salute del paziente. I tumori cerebrali possono essere benigni, quali i meningiomi, e maligni, quali i gliomi. I meningiomi sono delle neoplasie che oggi come oggi è possibile asportare con l'ausilio dei presidi specifici, e nella maggior parte delle volte garantiscono una guarigione, tranne in poche occasioni quali i meningiomi atipici e i meningiomi maligni, ma sono più rari. La maggior parte sono tutti tumori benigni. Invece, ahimè, i gliomi cerebrali sono dei tumori maligni, tutti maligni, varia un po' il grado di malignità, ma stiamo parlando sempre di tumori maligni, che possono coinvolgere soggetti giovani e soggetti anziani. Lì la situazione cambia, perché purtroppo non è possibile garantire una guarigione completa dopo l'asportazione anche della neoplasia. Nella terapia dei gliomi entrano in gioco altre figure, quali l'oncologo, perché non basta solamente l'asportazione del tumore, ma poi il paziente, soprattutto per quello che riguarda il glioblastoma, dovrà continuare con delle terapie complementari, quali la chemio e la radioterapia. Oggi comunque è importante questo evento formativo per fare vedere ai colleghi del territorio agrigentino quali progressi ha fatto la neurochirurgia e in particolare cosa oggi il neurochirurgo ha a disposizione e cosa la neurochirurgia di Caltanissetta ha a disposizione per garantire un intervento condotto in assoluta sicurezza. La neurochirurgia di Caltanissetta garantisce la presenza di tutti gli strumenti necessari, quali il neuronavigatore che permette di eseguire piccole craniotomie, piccole aperture della teca cranica e localizzare in maniera centimetrica la lesione. La neurochirurgia di Caltanissetta ha a disposizione ha la possibilità di utilizzare l'elettrostimolazione cerebrale, che ci permette di evitare di andare in zone funzionalmente importanti del cervello, oltre allo standard del microscopio, dell'aspiratore a ultrasuoni e di tutti i device comuni in ogni neurochirurgia. E adesso lo sport con i consueti servizi di Carmelo Lentini e Giuseppe Moscato. Il primo ci parla dell'Acragas, che domani incontrerà il Trapani fuori casa, e Giuseppe Moscato degli impegni del Pro Favara. Domenica pomeriggio la squadra di Marco Coppa, che sarà assente per scontare un turno di squalifica, è ospite del capolista ed imbattuto Trapani. Sulla carta sembrerebbe una gara dal risultato già scontato, ma nel calcio può succedere di tutto. Molto dipende dalla tempera e dalla reazione dei calciatori biancazzurri, che hanno inghiottito amaramente l'onda della sconfitta subita malamente all'Esseneto con il Ragusa. La squadra biancazzurra, dopo i diversi addii di calciomercato,
ha ringiovanito i propri ranchi perdendo in esperienza, ma la gioventù talvolta è davvero imprevedibile. Da sottolineare che il prossimo mercoledì 31 gennaio si dovrà giocare per la 25esima di campionato al Seneto contro il Castrovillari. Si tratta della terza gara in 8 giorni. Ritornando invece alla gara di domenica pomeriggio al Provinciale, il match Trapani-Agregas sarà diretto da Davide Matina di Palermo, assistente Jorge Mititelu di Torino e Mattia Bettani di Treviglio. Nella gara di andata a decidere la sfida è stato un calcio di rigore trasformato dal Granata Cocco. Il Trapani ha un rollino di marcia eccezionale. Basta ricordare che su 20 gare giocate sinora ha conquistato 56 punti, conseguenza di 18 vittorie, 2 soli pari e 0 sconfitte, risultando l'unica squadra imbattuta d'Italia dalla Serie A alla Serie D. E concludiamo con un'ultima novità in casa Agregas. L'imprenditore Diego Russello, con una nota, sottolinea di essere pronto a rilevare la società biancazzurra. Ho dato mandato ai miei consulenti svizzeri di concordare con il ragioniere Burgio Salvatore di Agrigento, si legge nella nota, di esplorare la situazione attuale della società che detiene la proprietà della squadra di calcio Agregas, per valutare la possibilità di acquisire il 100% delle quote. Sarà questo il momento della svolta? Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. In sala stampa mister Marco Coppa per presentare la partitissima Trapani-Agregas in programma domani pomeriggio. Trasferta insidiosa, difficilissima per i bianco-azzurri. Servirà dunque la partita perfetta per provare a portare a casa un risultato prestigioso? Sappiamo contro chi stiamo andando a giocare, lo sappiamo troppo bene, però questa settimana ho badato a guardare meno gli avversari ma a guardare più noi perché siamo in crescita in questo 2024, a parte l'ultima partita, ma solo e semplicemente per il risultato e non per la prestazione, perché abbiamo proseguito su quell'andamento che è un andamento assolutamente positivo. E per cui domani vogliamo andare a fare una grande prestazione, poi il risultato sarà una conseguenza della prestazione che faremo, che sono convinto che sarà, ripeto, una grande prestazione contro una squadra che è sicuramente fuori categoria. Trapani imbattuto, che partita ti aspetti domani pomeriggio? Cosa hai detto alla squadra? No, io alla squadra ho detto che domani bisogna scendere in campo con tanta personalità. Sono convinto che metteranno tutto il cuore, tutta l'anima e la testa per affrontare questo tipo di impegno. Affronteremo una squadra che è carica di entusiasmo perché hanno un obiettivo che si avvicina di più, ma noi non possiamo guardare al loro obiettivo, noi dobbiamo guardare a casa nostra perché il nostro obiettivo è più importante del loro per quanto ci riguarda, noi dobbiamo rincorrere il nostro obiettivo e lo dobbiamo fare con queste armi, quello della personalità prima di tutto e poi quello della continuità per quello che stiamo facendo, soprattutto dal girone di ritorno in poi. In settimana come l'avete preparata questa partita? Una gara che si prepara da sola, visto l'importanza, visto il blasone dell'avversario, però... Abbiamo parlato poco, ripeto, e quindi da un punto di vista mentale c'è poco da dire sull'incontro di domani, abbiamo parlato poco, abbiamo lavorato tanto da un punto di vista tattico, abbiamo lavorato tanto su situazioni, abbiamo lavorato tanto su concetti, sulle due fasi, ma abbiamo parlato poco perché, ripeto, c'è poco da parlare, anzi abbiamo anche cercato di smorzare un po' per cercare domani di andarci prima di tutto a divertire, perché senza la giusta dose di divertimento non esce neanche la prestazione che vogliamo fare e che possiamo fare, perché abbiamo già giocato contro questa squadra, loro se lo ricordano benissimo, sanno com'è andata, una partita che non doveva finire in quella maniera, però oggi siamo al giro di ritorno, oggi è completamente un altro impegno, oggi sono gli obiettivi delle due squadre, lo sono dall'inizio, ma oggi ancora di più, sono obiettivi diversi, noi non possiamo guardare in faccia a nessuno, dobbiamo tentare in tutte le maniere di fare il meglio possibile. Cosa ti aspetti dai tuoi ragazzi? No, dai miei ragazzi mi aspetto le risposte che mi stanno dando già da tanto tempo, perché sono ragazzi che proprio da un punto di vista dell'applicazione, da un punto di vista dell'impegno, da un punto di vista tattico,
Io a questi ragazzi veramente non posso rimproverare nulla e credo nessuno possa rimproverare nulla a questi ragazzi. Noi non siamo una squadra, ripeto, che può scendere in campo pensando di vincere tutte le partite, perché probabilmente non ci manca l'esperienza spesso e volentieri per poterle portare a casa tutte, ma non ci manca sicuramente la qualità, non ci manca nessun presupposto e nessun requisito per portarci le partite a casa. Possiamo farlo, quando non lo facciamo è soltanto perché pecchiamo un po' di inesperienza. Si gioca dunque la 24esima giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I e la gara tutta da seguire si gioca al De Simone tra il Siracusa e il Reggio Calabria, entrambe attardate in classifica generale e ben distanti dal fuggitivo Trapani. La Vibonese sarà di scena nel derby di Castrovillari, torna a giocare in casa Licata contro la San Cataldese, mentre il Canicattì va a Sant'Agata. Ma vediamo quali sono le gare di questa domenica. Ragusa Reale Casalnuovo si gioca proprio questo sabato, poi ci saranno domenica Castrovillari Vibonese, Gioiese Locri, Portici Igea, San Luca Acireale, Siracusa Reggio Calabria, Trapani Acregas, Licata San Cataldese e Sant'Agata Canicattì. In eccellenza Girone A, se non è sold out, poco ci vuole in previsione del big match del Tomasiello tra la locale Nissa e il Pro Favara. La differenza numerica in classifica generale è di 6 punti, un margine che la squadra di Nicolò Terranova può aumentare in caso di vittoria. Ma attenzione ai ragazzi di mister Catalano, capace di qualsiasi impresa e che verrà sospinta dai propri tifosi pronti a venire in massa a Caltanissetta. Questa sfida d'alta classifica sarà diretta da Giuseppe Matrananga di Palermo, assistenti Lorenzo Poma di Trapani e Antonio Lalomia di Enna. Gioca in anticipo invece questo sabato lo Sciacca sul campo dell'Athletic Palermo. Vediamo il cartellone di questa 19ª giornata. Athletic Palermo Sciacca si gioca questo sabato, come sabato si gioca anche Castellammare Casteldaccia. Poi domenica Don Carlo Misilmeri Geraci, Folgore Aspra, Fulgatore Marineo, Nissa Profavara e Castelbuono Mazzara e Mazzara 46 Accademia Trapani. E concludiamo con la promozione Girone A. Si gioca la 17ª giornata nel torneo di questo campionato e per le gare si prospetta Agrigentine si prospetta un turno molto incerto. L'Empedoclina, che ricordiamo proviene dalla vittoria esterna sul campo della Icarenze, giocherà in derby contro i cugini del Gemini, che si ritrovano in piena zona playoff. Il Casteltermini si reca in casa del CUS Palermo e giocherà questa sfida in anticipo del sabato. Gara difficile anche per il Camerate, che sul proprio campo riceve il Partinico Audace. Non è una novità se diciamo che la partita di domenica contro la Nissa possa essere la partita dell'intero campionato, sia da parte della Pro Favara soprattutto, sia da parte della Nissa. Le prime due forze del campionato di eccellenza si incontrano a Caltanissetta, 6 punti il distacco tra le due squadre. La vittoria dell'una o dall'altra parte potrebbe mettere veramente dei seri punti in questo campionato. Mister? Sì, sicuramente ha detto bene lei, credo che domenica si possa decidere o per un'apertura del campionato oppure per una chiusura. Credo che sia una partita fondamentale per entrambi i casi. È anche vero che la Nissa sta viaggiando abbastanza forte e abbiamo visto fino adesso è stato difficile recuperare punti e quindi bisogna, anche se domenica dovessimo fare qualcosa di importante, recuperare 3 punti non è facile, però noi stiamo lavorando per questo, ci proveremo già da domenica, poi magari nelle restanti partite vedremo. Sappiamo che non è una partita facile perché la Nissa in casa ha vinto tutte le partite, noi le abbiamo vinte tutte fuori casa, io spero che venga fuori una bella partita. E poi domenica scorsa con il Messilmeri è stata un po' la prova generale anche per questo nuovo affiato tra la squadra, la società e il pubblico che in massa è venuto qui al Burcoleri.
Ma sicuramente credo che dopo la partita di Mazara, dove abbiamo fatto una grandissima prestazione, si è creato quell'entusiasmo, quella voglia di continuare a credere in un sogno che in questo momento magari vediamo un pochino distante, però bisogna crederci in quello che si fa, noi lavoriamo per questo e andremo fino in fondo. Come ha preparato la partita di domenica? Non mi dica come tutte le altre partite, perché non ci credo. Ma no, assolutamente, non, sai, sono parole dette, a volte possono sembrare anche banali perché è una partita importante e quindi sotto l'aspetto della concentrazione credo che ci sia poco da dire, perché i ragazzi sanno l'importanza della gara, però bisogna curare un po' tutti i particolari e fare tesoro degli errori che abbiamo fatto, perché credo che entrambe le squadre ci conosciamo abbastanza bene e quindi stiamo lavorando un po' sui dettagli che poi alla fine secondo me fanno la differenza, perché l'episodio alla fine può cambiare una partita. Tutte e due le squadre hanno un po' la statistica dalla loro parte, la Nissa ha vinto tutte le partite, una sola ne ha pareggiata, la Pro Favara ha vinto tutte le partite in trasferta. Sì, questo è vero, la Nissa le ha vinte tutte in casa, noi tutte fuori casa, è anche vero che la Nissa fino adesso non ha mai perso una partita, credo che nelle ultime 14 partite loro hanno fatto 13 vittorie e un pareggio, noi abbiamo fatto 13 vittorie e abbiamo perso la partita in casa con il Marinea, quindi credo che si possa dire che viaggiamo sullo stesso ritmo e quindi secondo me sarà una partita veramente da giocare sotto l'aspetto tecnico, tattico, poi come ho detto prima l'episodio alla fine può fare la differenza. È banale dire che tutte le partite iniziano con lo 0-0. Assolutamente, sono partite che di partenza si parte tutto con lo 0-0, però credo che la posta in palio in questa partita è troppo importante sia per noi che per loro. Loro perché sicuramente vogliono chiudere il campionato e noi perché vogliamo tenere accesa quella fiammella che in questo momento dobbiamo cercare di alimentare il più possibile per arrivare fino in fondo. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, a tutti il consueto buon weekend e l'appuntamento rinnovato con la nostra informazione che torna lunedì alle 14. A tutti un buon proseguimento di giornata.